Misilmeri e Casteldaccia di fronte per il primo incontro del campionato di eccellenza Girone A, il primo tentativo è della formazione di Mineo con Claudio Velardi, uno dei volti nuovi in casa. Amaranto blocca tutto Zummo, poi all'improvviso Bisogno verticalizza per Fabrizio Monti, l'anno scorso mattatore della partita. Questa volta Zummo si oppone, poi la difesa della Don Carlo Misilmeri riesce ad allontanare, poi azione della formazione oggi in maglia blu con il cross di Pace a cercare Matera, il colpo di testa fuori non di molto, insiste sulla catena Mancina, la squadra di Tumminia con un'altra palla messa in mezzo ancora per Federico Matera, palla fuori, ma attenzione a quello che accade in questa azione. Con Lucera sulla sinistra, riesce a convergere, propone il cross, non è perfetto Cascione che poi frana addosso allo Gerfo, il direttore di gara non ha dubbi, calcio di rigore per la Don Carlo Misilmeri, si presenta dal dischetto e si prepara a trasformare lo stesso Raimondo Lucera per l'1-0 della Don Carlo Misilmeri, in gol freddissimo il numero 10 della Don Carlo Misilmeri. Cascione sfiora ma non trattiene, poi la Don Carlo può andare a nozze con le ripartenze in velocità. Qui la verticalizzazione perfetta per Vincenzo Lo Gerfo che a tu per tu con Cascione non sbaglia, non serve a nulla, non c'è bisogno del tap-in di Lucera. 2-0 a segno il giovane misilmerese, terzo anno in prima squadra per lui, e arriva anche la gioia del gol. Prova a reagire subito il Casteldaccio con questo giro palla perimetrale per la conclusione di Matteo Bisogno, bloccata senza grossi problemi da parte di Alessio Zummo. Insiste la squadra guidata da Mineo. Poi in avvio di secondo tempo la prima conclusione della partita porta la firma di Vincenzo Lo Gerfo, ma occhio a questa situazione, direttore di gara che fischia in favore della Don Carlo. Poi a palla lontana l'intervento di Bisogno su Pace, il direttore di gara non ha dubbi, cartellino rosso per il centrocampista ex Nissa e Marineo che lascia la sua squadra in 10. Non poteva esserci debutto peggiore in campionato per il nuovo numero 8 del Casteldaccia, ma attenzione a questa occasione con Lucera per Pace, per Federico, riesce ad intervenire Cascione ma non a negare la gioia del gol del 3-0 all'ex centrocampista del Mazzara. Dopo la doppietta sempre all'Aloisio nel derby contro il Marineo arriva la rete che di fatto sigilla la vittoria per la Don Carlo, anche se qui Pace interviene in malo modo a palla lontana. Il direttore di gara vede tutto, rosso anche per un altro ex Mazzara che lascia i suoi in 10 uomini. Salterà il prossimo incontro tanto quanto Bisogno, salterà Casteldaccia Nissa, salterà invece Unitas Sciacca Don Carlo Misilmeri. Giovanni Pace qui attacca con una conclusione dalla distanza ancora di Velardi il Casteldaccia, ma la mira è imprecisa. Mineo che nel frattempo ha riequilibrato un po' la squadra, togliendo anche Fabrizio Monti con l'ingresso di Sferruzza dopo l'intervallo. Qui la conclusione dalla distanza, la parata di Cascione sui piedi di Matera che segna, ma il direttore di gara ravvisa grazie al secondo assistente il fuorigioco del numero 9 della Don Carlo. Insiste allora il Casteldaccia con questo tentativo dalla distanza da parte di Messina, la palla che sorvola la traversa, poi calcio di punizione per Ivan Lavardera, prova a beffare Cascione sul primo palo ma l'ex di turno non si fa beffare. Ultima azione della partita, il Casteldaccia vuole lasciare il proprio segno in questa gara e lo fa con l'incursione vincente di Giovanni Sferruzza subito in gol. L'ex giocatore dell'Ascari Cefalù, ma non serve a nulla, vince all'esordio la Don Carlo Misilmeri che batte il Casteldaccia. Da Sportisili è tutto, alla prossima!